assurdo, perché io sono sempre stato una specie di continuo adattarsi alle situazioni, no? Praticamente adesso no. Guarda che bene che ci sta la mano quando dice adesso no. Siamo tutti barricati qua dentro, no? Per l'emergenza coronavirus, siamo tutti a casa e in teoria, non sappiamo cosa fare. In teoria, porca miseria, non sono mai stato così preso, addirittura non sono neanche riuscito a leggere tutti i commenti su YouTube. Che poi diciamocelo, beh, come ben sai, quando tu devi fare una cosa che non conosci, no? In cose un po' particolari, tu sai che dal non conosciuto nasce la paura. In questo caso, siccome non c'è da aver paura di niente, cioè al massimo non riesco a fare le cose, sto parlando ovviamente dei montaggi con questo nuovo programma, il DaVinci Resolve, per me insomma non è una cosa da poco, insomma, ecco, ti debilita. È molto pesante, no? Perché una volta che tu hai imparato le cose, ma parlo anche di quando faccio certe cose sui siti internet, certi linguaggi di programmazione, eccetera, no? Quando tu una cosa la sai fare, ok, che l'hai imparata, l'hai fatta, è una cavolata, è una sciocchezza. Però prima di saperla fare, quando è una cosa, soprattutto che questo in generale, un po' su tutte le cose della vita, no? Quando tu proprio non hai mai sentito niente di questa cosa, di come si fa, è là veramente intanto alcune persone tipo me cercano sempre di sgattaiolare, di posporre, no, la cosa. Poi quando gli tocca, cioè è dura, è tanto dura, forse anche te la ingrandisce, capito? Perché dici non so cos'è e quindi il cervello dice potrebbe. Partono i condizionali, potrebbe essere impossibile, potrebbe essere difficile, potrei non farcela. Tizana, tizana, tizana. No, vabbè, scusa, che era troppo brutta quella canzone, se mi è rimasta qua oscena. Tizana, tizana, tizana. E così sono strapreso con sta roba. Infatti mi diceva l'Alessia prima, no? Se qualcuno ti chiede di cosa parliamo io e te, digli che poi mi parli di queste cose. Però, calma, a mia discolpa, lei mi parla della sua macchina per fare la pasta. Oi, un giro, andiamo a farlo. Ma che tipa? Andiamo a fare un giro. Un giro. Andiamo a fare un giro, dai, andiamo a fare un giro. Dai, andiamo a fare un giro. Che figata, si ragionava con l'Alessia, no? Allora sono tre case, no? 3 appartamenti. Allora guarda, la porta ce l'hai lì, no? Vedi, dopo il secondo albero. Quindi tu devi entrare da lì, aprire quel cancelletto, arrivare qua, riaprire quell'altro cancelletto, andare di qua, riaprire un altro cancelletto, poi salire le scale e andare là. Buono? Tan, tananan, tanananan. Niente, ero andato in farmacia a prendere uno spray per il naso per le allergie. Che ho visto, cosa interessante, lì in farmacia fanno anche il test per le allergie alimentari, no? Si costa, dopo ci sono vari tipi di test in base al numero di alimenti, no? Si andava dai 120 ai 180 ai 240 tipi di alimenti, no? I costi sono più o meno sulle 100 euro circa, 100 e qualcosa, però sarebbe una cosa interessante perché secondo me ogni tanto io mangio qualcosa, mi si gonfia lo stomaco, mi si gonfia la pancia, mi sento un po' cosato, dopo diciamo, mollo la sfiatata e sto bene, no? Però chissà cosa, probabilmente
mangio anche tante noci di tutti i tipi, noci brasiliane, mandorle, di tutto, quindi magari sono anche pesantine da digerire, però no, questa cosa ce l'ho da tanti anni, ora che ci penso, sì, da tanti anni, quindi c'è un qualcosa che io sono tra virgolette allergico, intollerante, che mi fa sta roba. Però quando mi sono divertito, ragazzo, con lo skate era una cosa incredibile, che tra l'altro era uscito anche dal mercato, no? Non lo trovavi più su Amazon una volta, e io mi ricordo che il mio era siglato minimo 30-32 km orari, però insomma con una persona di 80 kg sopra, io peso 50, quindi probabilmente farà anche i 35. Adesso è venuto fuori il modello, diciamo, nuovo, tra virgolette, ossia l'hanno rimesso nel mercato, però lo segnano come 25 km orari come la velocità massima, quindi probabilmente è stato un po' depotenziato per il discorso delle leggi eccetera che ci sono in giro. Ma ti dirò che dopo tutto sto periodo, no, star fermi a camminare eccetera, che ti manca un po' la velocità, no, del correre in bici, del correre in camper eccetera, cioè andare via con quello a cannone, porca figata. I pannelli qua stanno anche incredibilmente caricando a 23, 24, a volte arrivano anche a 26 ampere. Dico incredibilmente perché c'è stata una pioggerellina in questo periodo, no? Che ti lasciava quella sabbiolina, hai capito? Quindi i pannelli sono decisamente da pulire. Anzi, andiamo a vedere. Tac. Decisamente, voilà. Sono dei pannelli da rally praticamente, però diciamo per il momento, per le mie esigenze, caricano anche troppo, insomma. Certo, bisognerebbe comunque dargli una pulitina, hai capito, una lavatina, solo che qua Pulmin non ha una scaletta, mi avevano consigliato sì quelle stetoscopiche là, come si chiamano, non vorrei dire parolacce in lingue straniere, però sì, per il momento no, insomma aveva il suo costo e poi non sapevo dove metterla, e poi valutiamo, insomma magari un giorno viene fuori un altro modo per mettere una scaletta fissa che io preferirei, quindi vediamo, per il momento vediamo. Anche se però una scaletta di quelle rimovibili così leggere, no? Quindi non fissa il camper, può essere sempre utile, cioè metti un giorno, sei in un campeggio così, no? Che sei infrattato in mezzo al bosco e ti va, non so, faccio un esempio, un pallone sull'albero, vuoi appendere un qualcosa sopra un albero, hai capito? No, forse sì, può avere più utilizzi, può essere sfruttata meglio in tante altre occasioni. Guarda qua, guardavo, no? Allora, di solito i propoli, che non è la prima volta che li prendo e li uso, no? In giro li pago più o meno 20 ml spray dalle 4 alle 6 euro circa, a volte anche 7, dipende dove vai, eccetera eccetera. Qua a Jesolo costano 12, buono cazzo. Esatto, bravo, mi annoio a bestia. Eccolo! Vai, figa!